Deporre un fiore e dire una preghiera nelle tombe. Da 10 anni il solo desiderio di papà Romolo è questo, una tomba dove piangere i suoi cari, eppure da 10 anni è impossibile. Los Roques, la rabbia e il dolore, perché quei corpi sono lì, ma le pressioni dell'Italia sul Venezuela in 2 lustri non sono bastate e per Romolo non sarebbero mai state realmente fatte. I deputati senatori, in particolar modo di Venezia e di Treviso, secondo il mio modesto parere, hanno il dovere e sono stati votati per risolvere i problemi dei loro cittadini, ma mi pare che questo non venga fatto. Penso che bisognerebbe fare in modo che questa pressione nei confronti del governo locale sia non soltanto dell'Italia ma dell'Europa. Forse il passo da fare è che ci sia una pressione dell'intera Europa. Romolo però ne ha abbastanza di promesse. Devo andare io in Europa, loro per che cosa li abbiamo votati, per che cosa li paghiamo? Ma il governo insiste, è difficile trattare da singolo paese con una nazione problematica come quella caraibica. Potremmo esercitare questa pressione come continente e far capire quindi che non stiamo parlando di un caso specifico, di un caso locale. Credo che questo sia un passo che possiamo provare a realizzare in tempi anche brevi. Perché io dico che se tutti incalzano il Ministero degli Esteri, la Farnesina, il corpo diplomatico, quelli che devono trattare col Venezuela, qualcosa succede. Si può fare, grida Romolo, si deve fare, basta con le promesse, l'appello disperato di un nonno e di un padre, pure al governatore Zaia. Anche lui non può dire, ma sai, io mi sono interessato, ma si interessa una volta no. Deve essere costante la faccenda finché non è risolta.